Ennesimo infortunio sul lavoro della Marca, scoppio in una fabbrica di lucidatura metalli a Crocetta del Montello, 2 operai ustionati gravemente. Era diventato l'incubo dei bar di Treviso, catturato il maniaco seriale che aggrediva le clienti, danneggiava i locali e rubava, è un 33enne marocchino. Tra fine maggio e metà giugno è diventato 2 prostitute, 31enne di Nervesa, individuato e rinchiuso in carcere. Da domani si riunisce il Comitato Internazionale che dovrà valutare la candidatura delle colline del Prosecco a patrimonio UNESCO. Il governatore Zaia dice ce la giochiamo fino in fondo. Vaccini e polemiche fanno discutere le parole del vice premier Salvini sulla dannosità di 10 vaccini obbligatori, ma da Treviso il direttore generale dell'ULSS 2 conferma sono troppi, la coercizione è sbagliata. Viaggio nella memoria della Grande Guerra a Santa Croce del Montello, frazione di Nervesa, l'unico campanile d'Italia che intona l'inno del Piave. A Carano San Marco un singolare torneo di calcio nel quale i protagonisti sono gli arbitri, fischietti da tutta Italia impegnati fra gol e parate e attenti a non farsi ammonire. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è ancora una volta in primo piano, come purtroppo accade spesso in queste settimane. Un grave infortunio sul lavoro, quello avvenuto questa mattina a Crocetta del Montello, una ditta di lucidatura metalli, dove si è verificata prima un'esplosione e poi un incendio, investiti dalla fiammata 2 operai. Momenti drammatici allo stabilimento Xedan, una ditta di lucidatura dei metalli a Crocetta del Montello in via degli Artigiani nella zona industriale. Sono le 10:30 quando ad un tratto si verifica un'esplosione, subito dopo scoppia un incendio. 2 operai vengono investiti dalle fiamme e rimangono gravemente ustionati. Si tratta di 2 cittadini cinesi di 35 e 26 anni. Il più grave viene trasportato con l'elicottero del SUEM 118 nel reparto grandi ustionati di Padova, l'altro con l'ambulanza all'ospedale di Montebelluna. A lanciare l'allarme immediatamente al titolare dell'azienda. Sul posto sono subito arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha danneggiato l'ala del capannone e mettere in sicurezza la zona. I 2 feriti messi in salvo e portati nei nosocomi. Ad arrivare in pochi minuti anche il sindaco di Crocetta del Montello. C'è stato uno scoppio su macchinario che lavorava l'alluminio e il magnesio, quindi con questa caratteristica, e gli operai, 2 addetti, sono rimasti feriti e ustionati. Pochi anni fa un vasto incendio aveva coinvolto un'altra ditta, sempre nella stessa via, tanta la preoccupazione quindi del primo cittadino. Alcuni anni fa qui abbiamo già vissuto un forte incendio, è il motivo per cui mi sono anche precipitata immediatamente. In realtà le 2 cose non sono comparabili, questo è un incidente all'interno di un'attività, di un capannone, non c'è stata nessuna fuoriuscita di alcunché. Gli infortuni sul lavoro rimangono la spina nel fianco della Marca trevigiana. I sindacati continuano a lanciare appelli affinché vengano rispettate tutte le norme di sicurezza. In Veneto gli infortuni mortali sono diventati un vero e proprio bollettino di guerra. Da inizio dell'anno le vittime nei luoghi del lavoro sono 36. Assieme ai vigili del fuoco sul posto questa mattina sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini dello Spisal, che dovranno accertare la dinamica di questo ennesimo grave incidente sul lavoro. A Treviso adesso, dove è stato catturato il cosiddetto molestatore seriale dei bar, diventato l'incubo dei locali del centro. La caccia al molestatore seriale dei bar è terminata. Ieri la polizia lo ha individuato a Treviso e lo ha fermato. È finito così l'incubo di baristi ed esercenti esasperati dalle continue incursioni nei locali da parte dell'uomo. Il 33enne marocchino, che fra l'altro sfidava le forze dell'ordine, è stato catturato e accompagnato al centro per il rimpatrio di Torino. Presto sarà trasferito nel suo paese d'origine. Un sospiro di sollievo per i trevigiani, che nulla potevano fare contro quello che ormai era stato chiamato il molestatore. Non solo arrecava disturbo ai clienti, ma a volte li aggrediva. Passava dal palpeggiamento nei confronti delle ragazzine ad atti osceni nei confronti dei minorenni. Come se non bastasse, era stato denunciato per sottrazione di oggetti all'interno del bar, danneggiamento, furti di lieve entità, possesso ingiustificato di coltelli e oggetti atti ad offendere. Il 33enne ha collezionato da metà marzo ad oggi 16 denunce. Più volte le forze dell'ordine erano state allertate dai barrieri
baristi, ben 35 gli interventi dal mese di marzo. Va nei locali e inizia a disturbare gli avventori e soprattutto le dipendenti, donne soprattutto. Disturba la clientela, fa piccoli furti ed è successo sabato scorso che proprio in questo locale ha aggredito una cliente dandole dei calci. Il marocchino nulla facente era in possesso di una carta di soggiorno a tempo indeterminato dal 2002. La reiterazione di questi comportamenti ha indotto la questura ad emettere il foglio di via obbligatorio dalla città, ma il 33enne non sembrava per nulla intimorito né preoccupato e continuava la sua attività di molestatore. Fino a ieri, quando gli agenti lo hanno fermato, era convinto di essere intoccabile avendo il permesso di soggiorno, tanto da sfidare le forze dell'ordine. Permesso che gli è stato revocato, il suo biglietto per il Marocco è di sola andata. È una violenta rissa all'esterno di un bar all'alba di oggi in Viale della Repubblica. Protagonisti due uomini, un trentenne e un 45enne italiani ubriachi che hanno seminato il panico azzuffandosi nel plateatico posto sul retro, rovesciando e danneggiando le lampade, alcune sedie e i tavoli, spaventando con la loro condotta i presenti e i titolari del locale. Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, hanno cercato di riportarli alla calma, ma i due uomini si sono avventati sui poliziotti spingendoli violentemente a terra e sferrando alcuni pugni e calci. Con fatica i 4 poliziotti sono riusciti a contenerne la foga, bloccandoli con le manette e poi inserirli nel veicolo di servizio, dove tuttavia la loro azione violenta è continuata nei confronti del mezzo stesso. I 2 pregiudicati sono stati arrestati per resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Arrestato invece con l'accusa di aver minacciato ma soprattutto violentato 2 prostitute tra fine maggio e metà giugno. È un 31enne di Nervesa della Battaglia, è stato bloccato dai carabinieri. Ha violentato 2 prostitute minacciandole con un taglierino. Le 2 giovani donne, entrambe trentenni di origini romene, hanno denunciato ai carabinieri la violenza subita facendo arrestare il responsabile, un 31enne originario di Cosenza, Mirko Improto, da circa un anno domiciliato a Nervesa della Battaglia. I 2 episodi, il 26 maggio a Padernello di Paese e il 18 giugno sul Terraglio a Preganziol. Vittima nel primo caso una escort contattata su un sito di incontri e accompagnata all'appuntamento dal marito. Nel secondo una prostituta incrociata sul Terraglio, abusata e rapinata anche di 200 euro. Un caso risolto velocemente dai carabinieri. Sia grazie al coraggio delle prostitute che hanno avuto nel denunciarlo e sia alla rapidità delle indagini della magistratura che ha messo questo provvedimento. 2 le auto usate dal 31enne, targa e modello, hanno permesso di risalire all'autore della doppia violenza. Fondamentale il circuito di videosorveglianza del comune di Preganziol. Siamo riusciti durante l'attività investigativa, grazie ai telecamere che hanno ripreso la macchina, ad arrivare ad individuare il soggetto che l'aveva in uso e quindi poi a trarlo in arresto. Procura e tribunale hanno agito in fretta e ieri è stata eseguita l'ordinanza di custodia in carcere del soggetto che in passato ha dovuto rispondere di detenzione di stupefacenti, lesioni personali e porto abusivo di armi. Ha dei precedenti penali non specifici, comunque che sono indicativi della sua personalità. Lasciamo la cronaca adesso, parliamo di un'importante decisione molto attesa, perché si riunirà da domani il comitato chiamato a decidere sulla candidatura delle colline del Prosecco a sito patrimonio dell'umanità. Malgrado una prima bocciatura, i promotori, primo tra tutti il presidente del Veneto Luca Zaia, sono certi di poter giocare fino in fondo questa sfida. Colline del Prosecco Patrimonio dell'Umanità. Domani in Bahrain si aprirà la sessione del Comitato del Patrimonio UNESCO che valuterà la candidatura presentata per il territorio d'origine del Conegliano Valdobbiadene. Andiamo in Bahrain a confrontarci fino in fondo, nonostante un primo parere non completamente positivo, cosa che peraltro nella storia è accaduta in moltissimi casi prima dell'ottenimento dell'iscrizione al registro del Patrimonio dell'Umanità, fa sapere il presidente del Veneto Zaia, a capo della delegazione che raggiungerà il Golfo Persico. Ma proprio rispetto alle criticità sollevate dall'ICOMOS, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, sono state presentate precise e fondate osservazioni, aggiunge il governatore. C'è ottimismo sul fatto che la candidatura delle colline trevigiane venga dunque presa in considerazione con serietà e obiettività. Un progetto su cui si lavora da oltre 2 anni, ufficializzato da Regione e Comuni nel settembre 2016. Un progetto che pochi mesi dopo al Vinitali di Verona il governatore, con alle spalle una suggestiva immagine del territorio da promuovere, raccontava così. Questi 15 comuni del territorio del Prosecco che fanno da apripista per avere questo territorio dei vini, nel grande Veneto dei vini,
patrimonio dell'umanità. Questo è quello che vogliamo fare in un Veneto che è il primo produttore nazionale di vini con 10 milioni di ettolitri e il quarto esportatore mondiale con 2 miliardi di esportazioni. Riconoscimento UNESCO che è dunque nelle mani del comitato che si riunisce una volta l'anno ed è composto dai rappresentanti di 21 Stati membri, tra i quali non c'è attualmente l'Italia. Marca e Veneto beneficerebbero sotto molti aspetti dell'inserimento delle colline del Prosecco nella lista dei siti patrimonio dell'umanità, come ricorda il neo sottosegretario alle politiche agricole il trevigiano Franco Manzato. È una speranza fortissima perché significa dare un segnale importante non solamente sulla qualità del prodotto ma anche sulla bellezza di quelle colline che stanno diventando un elemento anche turistico di attrazione molto forte che coniuga sia l'enogastronomia con la bellezza appunto delle colline e della cultura, perché anche la parte artistica e culturale di quel territorio è molto importante. Ed ora i vaccini e le polemiche attorno ai vaccini, perché fanno discutere le parole del vice premier Salvini sulla dannosità, a suo dire, di 10 vaccini obbligatori. Ma da Treviso il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi conferma: sono troppi. Abbiamo l'esperienza passata e l'esperienza passata dimostra che quelle 6 vaccinazioni importanti sono quelle che danno la garanzia e le altre sono opzionali. Ovviamente servono, ma possono essere condivise coi genitori, spiegando ai genitori l'importanza anche di queste vaccinazioni. Vaccini obbligatori? Troppi. E stavolta non lo dice Matteo Salvini, ma il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Mentre le parole del vice premier leghista, 10 vaccini obbligatori sono inutili e dannosi, scatenano la bufera anche nel governo per intromissione di campo, il numero 1 della sanità trevigiana chiarisce il concetto lungi dal voler alzare i polveroni, perché il problema, dice, non sta nella bontà dei vaccini, sta nella coercizione. Io non mi permetto poi di entrare nei meriti della politica perché non è il mio compito. Da tecnico posso dire, perché questi sono dati obiettivi, che prima il Veneto non aveva l'obbligatorietà e le cose comunque funzionavano, la gente si vaccinava e credo che sia importante, ecco, più che imporre, qualche volta aiutare ad arrivare ad accettare le vaccinazioni, perché le vaccinazioni servono indubbiamente. E lo fa portando ad esempio proprio il Veneto. Fino alla legge attuale non aveva l'obbligatorietà. Noi abbiamo sempre avuto percentuali del 95%, quindi adesioni oltremodo superiori al resto d'Italia e adesioni tracciate, quindi vere adesioni, per cui questa legge ha ovviamente cambiato l'assetto, per cui ritornare come era prima, io credo che le adesioni le abbiamo lo stesso, perché molto importante è la prevenzione. Intanto proprio in Veneto restano scoperti 21.000 tra bimbi e ragazzini da 0 a 16 anni completamente scoperti. Nella Marca i fuori regola sono il 3% circa. Tutti questi a settembre verranno sottoposti a una verifica, poi, se la legge Lorenzin non dovesse cambiare in questi 2 mesi, scatteranno i provvedimenti. Per le scuole d'infanzia, quindi gli asili nido, ovviamente noi andiamo a verificare se ci sono state fatte le vaccinazioni, almeno iniziate, lo comunichiamo alla scuola e la scuola ha l'obbligo, la scuola materna dell'infanzia, di non fare più entrare i bambini, accedere i bambini. Nelle scuole dell'obbligo invece, pagando la sanzione amministrativa, si può ovviamente continuare a frequentare la scuola. La politica cittadina adesso, con il Partito Democratico che rimette insieme i pezzi dopo la sconfitta alle comunali di Treviso. Una settimana di duro confronto è stata quest'ultima all'interno del partito, ma il capogruppo, il neo capogruppo Pelloni va oltre e parla della opposizione che i consiglieri eletti sono pronti a fare nel nuovo Consiglio Comunale. È stata una settimana in cui ci siamo ritrovati per una ripartenza e ci saranno dei chiarimenti ulteriori, però le basi per ripartire ci sono e andiamo avanti, insomma. Lo scontro sui social tra ex sindaco ed ex vice sindaco Giovanni Manildo e Roberto Grigoletto, che ha diviso e fatto discutere, la strigliata in direzione provinciale del segretario Giovanni Zorzi, che ha richiamato tutti a un confronto nelle sedi adeguate. Nel PD del post sconfitta rimettere insieme i cocci non è semplice, ma il più votato dai trevigiani nella lista del partito, Stefano Pelloni, è convinto che ripartire si possa e anzi parla di clima positivo. Il tempo stringe e piangersi addosso serve a poco. Giovedì prossimo si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio
Consiglio Comunale, capogruppo del PD ai 300 sarà proprio Pelloni. Certamente un motivo d'orgoglio per me, ma anche un motivo di grande responsabilità, perché riteniamo che l'esperienza dei 5 anni che ha visto il governo di Giovanni Manildo in città sia stato positivo. Ci siano delle cose che non siano funzionate nel contatto con i cittadini, con la comunicazione, ma faremo meglio e su questo investiremo molto in questi 5 anni. Parteciperà solamente alla prima seduta, formalizzando le sue dimissioni, Manildo, che proseguirà però il suo impegno politico in città. C'è molto da fare, secondo Pelloni, critico verso le prime mosse del sindaco Conte. Le premesse non ci sono piaciute, ricominciare subito ridiscutendo le ZTL in città secondo noi è sbagliato, perché l'idea che abbiamo noi di città, di Treviso, da qui ai prossimi 20 anni è di una città pedonale, senza macchine, verde. Ripartiremo da un'opposizione dura, severa, ma leale nei confronti della città. Attesi e fortemente voluti i partiti, i lavori di restauro dell'affresco di San Michele Arcangelo nella chiesa di San Nicolò. Eccola l'opera che presto tornerà agli antichi fasti. L'affresco di San Michele Arcangelo che combatte contro Satana si trova nel bellissimo tempio di San Nicolò. Il tempo non è stato clemente e l'opera aveva bisogno di un intervento di restauro. È un affresco di un autore della scuola di Tommaso da Modena del 1300 e nella valutazione che abbiamo fatto, perché abbiamo avuto modo di confrontarci anche con la restauratrice, la scelta è cascata proprio su questa figura perché rappresenta un po' metaforicamente il bene che sconfigge il male. I lavori sono partiti da pochissimi giorni e sono stati possibili grazie al finanziamento dell'associazione Round Table 35 di Treviso. Sono dei lavori che noi avevamo sognato di poter portare avanti all'inizio del mio mandato, nel senso che con degli amici della tavola, quindi la tavola di Treviso, avevamo questo sogno di poter dare un nostro contributo alla città. Il restauro verrà realizzato in collaborazione con FAI e sarà curato dalla restauratrice trevigiana Benedetta Lopez Bani. Prevede una delicata pulitura della superficie pittorica, l'eliminazione dei materiali che possono costituire nuova causa di degrado e successivamente il ritocco pittorico eseguito ad acquarello su indicazione della soprintendenza. I lavori dureranno circa un mese e poi si potrà di nuovo ammirare questa splendida opera. Il presidente Marchesoni lancia poi un appello. Se poi qualcuno con qualche altra associazione o anche a livello di donazione privata volesse intervenire e dare una mano per rimodellare, aggiornare, sistemare un'opera, noi avremo raggiunto il nostro scopo ultimo. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, è sabato e c'è il consueto appuntamento con i vostri oggetti legati alla Grande Guerra e questa settimana più che un oggetto vi mostriamo il simbolo di una comunità. Semmai io ti... È l'unico campanile in Italia ancora funzionante che intona l'inno del Piave. L'altro, a Moriago della Battaglia, è fermo da tempo, ma qui a Santa Croce sul Montello, ogni giorno alle 12 e alle 15, si rinnova con il tocco delle campane il ricordo dei tanti che combatterono sulle sponde del fiume sacro alla patria. E qui a Santa Croce in particolare si ricordano i giovani che in quel 1917 dopo la rotta di Caporetto vennero arruolati ancor prima di essere considerati adulti. Quei ragazzi della classe 1899 che la storia consegnerà come la miglior gioventù in trincea per l'Italia. È passato un secolo da quei tragici giorni, ma il campanile continua a ricordare le loro gesta, assieme a quelle dei fanti, degli artiglieri, degli alpini, che proprio oggi, 100 anni fa, respinsero definitivamente gli austro-tedeschi nell'offensiva del solstizio. E qui, a ricordarli con l'inno composto di getto da un impiegato delle Regie Poste di Napoli, è diventato simbolo della nuova Italia realmente unita dalla vita di trincea, c'è Giovanni Bortolini, il campanaro di Santa Croce e del Montello. Senta, ma per lei cosa significa far suonare questo inno? Diverso. Non lo racconta, ma si emoziona ogni volta che attiva il meccanismo che da oltre 70 anni ripete lo stesso rito, un carillon che Bortolini ha imparato a riparare da solo in un volontariato dedicato ai ragazzi del 99 che è diffuso in tutta questa piccola comunità del Montello. Quante volte le chiedono di suonare l'inno del Piave? Dipende. Ma non c'è tanta gente che sa? Sì, c'è gente che lo sa, però
Troppo pochi. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontarvi non l'oggetto di una famiglia, ma di una intera comunità che lo custodisce con la volontà di mantenerlo vivo per le future generazioni. Ed è in fondo questa la preoccupazione di Giovanni il Campanaro, perché dopo di lui al momento non c'è più nessuno che saprà aggiustare il carillon del Piave e dei ragazzi del 99. Allora le immagini del salvataggio di 2 cervi maschi che forse in seguito a una lotta erano scivolati all'interno delle acque di un bacino Enel in via Castelletto a Cappella Maggiore. Fortunatamente non sono rimasti feriti, ma essendo impossibilitati a risalire in autonomia, come vediamo nelle immagini, per il loro salvataggio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che in breve li hanno liberati e poi rimessi in libertà. Adesso parliamo di vetture speciali, oltre alle barriere, un'auto che consentirà di poter fare lezioni di guida anche ai disabili, iniziativa pensata da 15 autoscuole del Trevigiano. Un'auto attrezzata per diversi tipi di disabilità è stata fortemente voluta da un consorzio di 15 autoscuole dello Pitergino Montense, Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Solivo. Un modo per dare la possibilità a tutti di poter imparare a guidare e soprattutto di ricevere delle lezioni di guida in assoluta sicurezza. Abbiamo installato, come vede, un acceleratore sopra il volante e freno manuale per le persone che hanno problemi di emiplegia, mentre c'è la possibilità di invertire e togliere i dispositivi applicando questo speciale pommello con centralina che permette di guidare la macchina. La richiesta è partita dal consorzio al quale si rivolgono molte persone che hanno bisogno di macchine con tecnologia all'avanguardia. Tra i tanti mezzi che abbiamo deciso di acquistare questo veicolo che ci permette di completare un po' il parco veicolare e di dare un servizio di un certo tipo anche a chi ha questo tipo di problematiche. Un'iniziativa lodevole, spiega il responsabile della motorizzazione di Treviso. Una tecnologia adattabile a più tipi di handicap, oserei dire che almeno un 90-95% di casistiche possibili vengono vicariate alla perfezione. Non solo, ma questa Panda potrà essere utilizzata anche dagli anziani che con il tempo hanno trovato delle difficoltà per vari motivi a guidare normalmente. Considerando che molti anziani sono stati abituati a guidare solo col cambio meccanico e non col cambio automatico, e tante volte le patenti speciali prevedono l'obbligo del cambio automatico. Qualche giorno, qualche ora di lezione con una macchina predisposta consente più facilmente di poi prendere in uso e adoperare una vettura automatica. Ed ora a Cairano di San Marco per una partita davvero speciale, parliamo di calcio. Oggi noi giochiamo a calcio, ci divertiamo a giocare a calcio, di solito facciamo giochiamo a calcio e arbitriamo. Sembra una partita di calcio come tante altre, ma non lo è. E anzi è un evento per certi versi raro. I 22 giocatori infatti sono tutti arbitri, ma senza fischietto, per una volta scesi in campo solo per giocare, rincorrere il pallone e possibilmente vincere. Attività che rasenta l'eresia per chi il resto dell'anno fischia falli e schiva palloni. Fatto sta che nella Pedemontana Asolana sono stati ben 470 i fischietti dell'Associazione Italiana Arbitri che si sono ritrovati tra sabato e domenica per disputare il torneo del Prosecco. Il divertimento per loro è assicurato, ma gli interrogativi per gli spettatori sono diversi. Ad esempio, come se la cava un arbitro con la palla tra i piedi? Sicuramente è meglio con il fischietto che con la palla, però anche con il pallone è una bellissima occasione per divertirsi, scambiando due parole, conoscendoci. C'è stata qualche entrata in scivolata, qualche fallo un po' più pesante degli altri? Non essendo abituati a giocare ma ad arbitrare, succede che magari un po' di condizione fisica non eccellente, qualche entrata sbagliata e c'è qualche infortunio, però nel complesso bene, direi. Scivolate e rimpalli, alla fine della rocambolesca azione il gol arriva, ma qualcuno a bordo campo borbotta, era fallo, ma che, gli risponde un altro, si è buttato per finta, perché ogni arbitro che si rispetti sa riconoscere un fallo di simulazione e forse proprio per questo da giocatore sa nasconderlo meglio. Bellissima domanda questa, ma diciamo che no, diciamo di no, insomma dai, non lo sa fare, magari qualcuno prova a farlo. Il fair play tra questi signori è un dovere istituzionale, ma la partita è partita e nessuno vuole mai perdere, lo sa bene lui. L'arbitro che rimane arbitro anche nel giorno in cui tutti i suoi colleghi si concedono uno svago. In qualche frangente, qualche episodio
avranno la tecnica non perfetta, però cercano sempre di arrivare sul pallone, qualche volta in ritardo, però non con cattiveria. Complimenti agli arbitri calciatori per un giorno. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentornati al meteo di Antenna 3. Tempo piuttosto instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di domenica 24 giugno. Sul Veneto alternanza tra nubi e schiarite con elevato rischio di precipitazioni nel corso della giornata anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio. Temperature minime comprese tra 10 e 16 gradi. Le massime saranno oscillanti invece tra 21 e 25 gradi. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, che sarà simile, tempo molto instabile con alternanza tra nubi e schiarite e anche con qualche fenomeno possibile, specie nel pomeriggio, soprattutto su Udinese e Pordenonese. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 17 gradi. Massime invece oscillanti tra 22 e 24 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui tempo molto instabile con rischio di rovesci e temporali a carattere sparso, in particolare durante le ore pomeridiane. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. I valori massimi saranno invece oscillanti tra 21 e 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.